abbiamo passato, subito è stata una cosa che sembrava la fine del mondo, una roba, questa casona qua, a vederla proprio così, mamma mia, eravamo tutti fuori, quella belluna, una roba impressionante, guarda, noi stiamo dentro, ci siamo stati 5-6 mesi, ma dopo cominciava a venire freddo. E il pane di quest'estate? Oh, il pane ci portavano, poi ne abbiamo un altro lì. Però non li teniamo perché adesso devono aggiustarsi la casa. Noi siamo quindi... così, siamo dentro, però non andiamo più su. Siete solo al piano terra? Sì, abbiamo portato giù il letto, così tutto il letto. E i lavori quando li cominceranno? Dovrebbero cominciare, perché abbiamo anche i capannoni, tante. Oh, che lavoro brutto, una roba brutta. Nessuno si immagina. È difficile, no, è difficile immaginarlo, penso, per noi. Cioè, ci si prova, ci si prova. Io ho mio fratello che abita a Ravarino, poverino, la casa dei miei genitori. Come hanno poi fatto tutte le persone anziane degli anni passati. Non hanno mai mangiato prosciutto crudo perché costava troppo. Mortadelle e ciccioli e media. E adesso devono buttarla giù. Anche quella lì, ma se il morto sapesse del video. Quale? Quello di mio fratello, Lidia. A Rovereto? Rovereto, hanno già votato tutto. Qual è? Dov'è? Lunga via Curiel. Dove siamo passati adesso? Sì, via Curiel è verde. Dio, vedere tutti i muri con quelle croci così. Sì. Ma Dio, ma ha visto i miei di Rovereto, hanno buttato giù dove c'era... C'è una casa sì, 3 no. Un altro nostro amico l'hanno buttato giù qua questa settimana. Ma la fa una media di 3 al giorno. Sì, al disert davanti al cimitero, i suoi genitori là che piangeva. Dico, ma si sono fatti tanti sacrifici, ma che c'è che disse fare una casa adesso? Ma è una roba che è impressionante. Sto arrivando. Ok, sì. Così lo vediamo volentieri. Venite dentro che c'è più caldo. Andiamo dentro, sì.